Yemma Jao, Yemma Jao, Yemma Jao, oh, Yemma Jao, Yemma Jao, Yemma Jao, Yemma Jao, oh, Yemma Jao. Eccoci qui alla nuova puntata di Smile, si vede che sta comunque procedendo tutto bene perché ci stanno continuando a richiedere, stanno continuando ad arrivare le richieste dei personaggi che vogliono essere intervistati, che vogliono essere ospitati da noi. C'è bisogno di queste trasmissioni di approfondimento in cui si entra nel vivo del discorso, perché si vede proprio da quando nelle TV italiane ci sono questo tipo di manifestazioni, di trasmissioni, vedete come le cose vanno meglio, stanno migliorando costantemente, quindi vuol dire che fanno proprio bene alla civiltà tutte questo tipo di intrattenimento e di approfondimento. Abbiamo oggi qui scusi, lei è nell'elenco di quelli che invito io o l'ha invitato la regia? Ah, non ne ho idea. Abbiamo qui un ospite molto importante, direi, senza essere particolarmente presuntuosi, direi un ospite molto interessante. Sto parlando di... Lei è nella lista che avevo preparato. Ma ha invitato lei? L'ho invitato io. Sì. Ecco. Sto parlando di Roberto Magnani. Allora, il lavoro principale riguarda comunque l'approfondimento dell'essere umano, che è Lo psicologo. lo psicologo. Da sempre, questo ti occupi da sempre? Da sempre sì, mi occupo di questo. E però hai trovato giusto, hai trovato naturale collegare questo tuo lavoro a una passione che ha preso sempre più piede, che è quella del teatro. Sì, c'è questo modo di studiare la psicofisiologia attraverso il teatro e appunto... Tra l'altro è proprio, mi dicevi che è una facoltà ufficiale, è una scuola a Roma, giusto? Sì, un filone dell'Università La Sapienza di Roma, di psicofisiologia. E quindi praticamente oggi sei diventato anche un attore, possiamo dirlo così. Possiamo dirlo, ci proviamo. In particolare ti occupi della storia del teatro? Della commedia dell'arte, in particolare della satira, il filone Dario Fo e tutto quello che... Quindi hai avuto possibilità di conoscere Dario Fo? Sì, tra l'altro eravamo insieme in quell'occasione, non so se ti ricordi. No? Sì. Hai anche una tua compagnia, mi dicevi, no? Sì, una compagnia teatrale, si chiama Né Arte Né Parte,
località? di Arcidosso, che saluto. Arcidosso sarebbe in provincia di Grosseto, Sadone, di Grosseto, sul Monte Amiata. Quindi, scusa, forse ho esagerato, è un paese conosciuto. Sì, sì, è molto importante. E poi mi occupo di fare delle cose per conto mio, un teatro di ricerca. Quanti attori siete? Io e basta, sì. Hai detto un gruppo, scusa. Hai Detto un gruppo teatrale? Un gruppo teatrale siamo 10, 15, Quindi, insomma. Ecco, quindi non sei da solo. No, poi quando faccio teatro di ricerca lo faccio per prossimi impegni, vabbè, approfittiamo per fare magari anche pubblicità. Prossimi impegni? Prossimi impegni è un testo che devo ancora concludere e di cui non dico niente ancora. Per scaramanzia. Per scaramanzia. Però al di là delle parole sarebbe bello se tu ci facessi qualcosa, ci facessi proprio un... vi faccio un sketch. pezzo tratto dal pezzo di Dario Fo che si chiama La presunzione del maiale. La presunzione del maiale. Quindi, però con i diritti come andiamo? Puoi farlo? Siamo d'accordo? Non lo so, siamo d'accordo con i diritti? Sì, un po'. Cioè, nella lista non sapevi in che lista eri, con i diritti lo saprai te, non io. Non lo so in che diritti Quindi, siamo, no, abbiamo sicuramente diritto. lo potrei fare. Sei in fondo, si può dire quasi uno dei... Un po' un allievo. Un po' un allievo, diciamo, un po' un allievo. Sì, penso che il maestro non se la prenderà. Anzi, forse più persone si occupano di questa cosa e più si diffonde, forse c'è anche bisogno di non diciamo così, marginizzarla, di non renderla una nicchia, un per pochi, no? Di divulgarla il più possibile. Bene, hai bisogno di costumi, ti devi cambiare? No, penso va bene così, possiamo provare. Sei emozionato? Molto. Quindi vuoi un caffè, vuoi qualcosa? Sì, magari dopo, o dell'acqua. Dell'acqua. Fai una breve assunto, una spiegazione, perché essendo uno stratto di questa opera magari non si capisce tutto. Diamo come posso dire, un sottotesto. Si tratta di una storia tratta dalla Bibbia, molto antica, ai tempi della creazione, quando il Padre Eterno, tra tutte le cose che Lui ha creato, un bel giorno decise di creare tra tutti gli animali il maiale. E questo maiale però era un po' troppo vivace, un po' troppo presuntuoso, infatti non gli bastava quello che aveva, ma voleva addirittura volare, voleva le ali, e quindi convince il Padre Eterno a fargli queste ali e poi combina un po' di guai e vediamo come alla fine andrà a finire la cosa. Dai, vai. Ti serve molto spazio? No, va bene qua sopra. Grazie. Via. Non viene nessuno a aiutare? Allora, come avete sentito, presentiamo adesso un bravo attore di teatro classico e anche studioso, Roberto Magnani. Io vi chiedo di seguirlo con attenzione perché merita. Sì, un po' d'acqua, posso? Un po' d'acqua? Sì. Proprio adesso, scusa? Potevi chiederla prima. Allora lo faccio io il pezzo. Un po' d'acqua. Siamo fatti per il 70% di acqua, ne hai comunque tanta ancora. Sì, ma la gola è un po'... Arrivo subito, L'acqua devi toglierla, togli l'etichetta, puoi venire. Ma anche senza acqua, va bene.
Cioè, ok. si vede un po' che Sì. il teatro dell'arte ha a che fare col canovaccio, con l'improvvisazione, perché qui ci si era dato un metodo e invece lo si segue a grandi linee. Tu vuoi la libertà, non vuoi che ci sia, l'ho visto questo, non vuoi che ci sia un presentatore che ti incalza, che ti sta addosso, che Mi inquieta, che ti limita. sinceramente. Cioè, non lo vuoi questo tipo di presentatore. Mi sono No. accorto che tu preferisci, però devi abituarti, se vuoi fare questi pezzi in televisione, a stare proprio in schemi più rigidi, perché la TV ha proprio dei tempi stretti, ha proprio una sua conseguenzialità voluta e poi ha proprio dei controlli. Cioè, stai attento. Ok. Stai attento anche ai testi che fai, perché abbiamo anche la censura in fase di regia, a meno che avete già controllato i pezzi che fa come contenuto. Non... Li avete già controllati? C'erano delle parole chiave, delle cose... Poche. Tutto bene? Po- Tutto bene, strano, non gli va mai bene niente, oggi tutto bene. Sei venuto, è il tuo giorno fortunato questo. Fantastico. Ho già annunciato diverse volte, non vorrei che adesso ti venisse qualche altra esigenza. Io Se spero... casomai è, ti Casomai. faccio sapere. Roberto Magnani. Quando il Signor Padre Eterno e Deo ulà crea il purzelo, ulga ha detto, speriamo di non aver fatto una spurzelata. Il maial porco purzelo, qualche volta chiama anche Verro, l'era soddisfatto. Felice di tenere così tanti nomi e se ne stava tutto il giorno a rovesciarsi nello scorco, nella buagna, nello scacasso, nello smerdasso che il fasea. Faceva l'amore con la sua femmina che l'era un obsceno scandelo. Faceva l'amore a sbatti con lo schizzi dello scacasso che arrivavano finente al cielo. Tant'è vero che il Deo una volta fa per sortir fuori da una nivola, era una zofolata, manca poco ullava tutto. Oh, ma ti sei proprio un porco che dice? Ma ti non ti vergogni di sta qui a far l'amore a sbatti in sta boagna, sei proprio la sozza spurzelanza del creà. Ma signor Padre Eterno, dice tutto mortificato il purselo, ma si proprio ti che m'ha fatto così? Sì, ti che m'ha fatto questo sfizio godurioso di sguassare in la buagna di scacaso, no altri non che pensava mica. Vabbè, mi t'ho fatto, ma ti l'hai esagerato? E ti va dentro con gran solazzo di sta buagna a far l'amore. E te, proprio la sozza spurzelanza del creati sei, calma, sì, della merda, calma. Sei contento? Va bene, calma. Ma per la verità, signor Padre Eterno, dice il purzelo, mica sono tanto contento, mi. Ah no? Che altro vorresti? Vorrei le ali. Le ali, sì, per volare. Dice proprio, mat purzelo, dice il Deo. Ti immagini un purzelo volante che volare, che spante, che buagna dappertutto con sotto l'animale che mio ho creato. Aita! No. Non sarese spantegar buagna, dice il purzelo. Sarese consime meraviglioso per le flori e i frutti. Ma ti han servè il purzelo, dice il Deo. Ma è convenuto, te fago le ali. E il Deo fa dei segni sulla scena del purzelo, comincia a spuntare delle ali meravigliose, frum. Ai, che belle le ali! Fai attenzione però, dice il Deo, che ste ali si attaccano con la cera. Con la cera, sì. Quindi attenzione, come quelli dell'Icaro, Lo sai che fine ha fatto l'Icaro? Non troppo alto, che il sole, calmo, tranquillo, piano. E il Deo va via. E il purzelo prova le ali. Muove, demo, carica la sua femmina, perché solo al purzelo la fa delle ali, e l'era un po' misogino il Deo a quel tempo. Carica la sua femmina imbrassata con le ali meravigliose sulla valle e va volando. Liberi, che bello a volare in sta valle, che pare d'essere in paradiso, dice la femmina. In paradiso, dice il maiale. Ecco dove che bisogna andare. In paradiso andiamo. No, l'ho sentito che ha detto il Deo, Bisogna andare su che c'è il sole. Ma andare su di notte? Andare su di scuro? Andiamo. E il purzelo, la purzella, lu monta, lu vola. Salta la luna e l'arriva in paradiso. Come so arrivare in paradiso? Tutte e due, la purzella, il Deo meraviglioso, che meraviglia che t'ha fatto, il ha de frutti, belli grandi, de cerese, de perseghe, e poi star dentro in due,
qua dentro a fare l'amore, a mangiare in tutti quanti, che bello, andiamo. E va là a far l'amore, cria. E di lì accanto, e le stavano tutti i cherubini che cantavano le odi al Signore. E in tal momento uno fa, oi ragazzi, chi è che l'ha scurezzato? E che lei sta spesa sgargagnata. E tutti, no, io no. Allora arriva il Deo, lo so ben me chi la fa sta spesa sgargagnata. Allora sto maial, porco pursello, che mi stai infrecando l'orto. Anzo, catena il pursello, portatemelo qui, forza! E c'è una schiera di Anzel che si alza. E il pursello e la pursella. Si hanno scoperti! Buttiamoci sotto con le ali stringiute, imbrassati con le ali stringiute, si buttano di sotto, salta la luna e poi apre le ali, qualche pluma, qualche penna, ma le ali, le tegne, demo, se l'emo fatta, e il sole non è ancora spuntato, E il sole no, ma spunta il Deo da una nivola. Purselle. Sole fora! No, la contronatura! Sommi la natura, fuori sole, fora. E come la viene fuori il sole? Una sferzulata di calore sulle ali del purzello, cotte boia! Via le penne, via le plume, pelà, come un pulastro, precipita. Meraviglia delle meraviglie, i va a spaloccarsi proprio una gran pozza impiendita de bagna de scacas. Po. E il pursello sorte fuori dal mastellone e l'ha tutto il naso schisciato, con due buci che le è rimasto così da quel giorno per punizione di quel volo. E piange il pursello. Oh, le mie ali meravigliose, verra mia. Noi non potremo mai più andare in paradiso. La femmina orracata, il tira derento dello scacasso e dice, vegni, bel porcone, vegni con me. E imbrassato e contentesse, che ognuno infonda il gai il suo paradiso. Parlaci del linguaggio che hai usato. Il linguaggio è un Gramlot onomatopeico che serviva ai giullari del Cinquecento, che giravano un po' l'Italia. L'Italia era composta da tante lingue e quindi per farsi capire parlavano una lingua, un linguaggio onomatopeico comprensibile a tutti, in modo da farsi capire un po' ovunque essi andavano. Beh, ovviamente hai parlato di maiali volanti, però ovviamente la similitudine con certe caratteristiche, certi comportamenti dell'essere umano, cioè era un modo di dire per aggirare in un certo senso la censura dell'epoca, no? Era un modo per dire, per prendere in giro quella che era il maiale, simbolo del grasso, del voler sempre di più, la presunzione del maiale, dell'opulenza, è sempre presuntuoso, che non gli basta mai, che vuole sempre di più, di fare l'amore, di mangiare, di qualsiasi cosa, e poi vuole anche le ali, e poi vuole anche andare in paradiso, e a un certo punto arriva il limite, la punizione divina, che a un certo punto bisogna anche incontrare il limite dell'umano. Ecco. Sei stato bravissimo, i complimenti sono sinceri, però non ti piace quando uno dice tutto bene, però... Quando uno comincia così, quando comincia sei stato bravissimo, tutto bene, tu ti aspetti a questo punto la critica. Come il professore a scuola, tutto uguale, bene, però ti boccio. No, non è assolutamente così, lo sai che sei sempre promosso. Quello che dico io è che io ti ho visto esibirti in teatro, sì, e ti ho visto esibirti qui, devo dire che non so, perché sei stato più... come posso dire, più posato, più in teatro. Sarà che forse pensi di dover arrivare alle ultime file, di dover forse amplificare i gesti, ti ho visto più... C'è una gestualità diversa anche per lo spazio, per lo spazio e i rapporti spaziali sono
sono differenti, quindi tutti immaginano. Però mi piacerebbe, scusa, mi faccio prendere dal, come si dice, dall'entusiasmo. Mi piacerebbe vederti in un pezzo proprio come fai delle volte in teatro. Guarda, mi tolgo io piuttosto, mi sposto, però di vederti proprio fisicamente, cioè ho visto che stavolta non sudavi come sudi in teatro. Sì, di solito... Eri proprio, non so neanche spiegarlo, ce l'ho qui, ma non... che ti faccio? Non so. Dai, proprio un accenno, 30 secondi, dai. Ah, canta, cagare, zulare, che sono mica, perché no, guardate, con te, sei colpa la Ecco, bravo. Addirittura. Poi non gli chiedo nient'altro, non vorrei che dovessimo smontare lo studio. Bravo Roberto, io penso che tu ci hai fatto un bel regalo venendo qui oggi con noi. Ti ringraziamo e diamo la linea alla regia. Grazie a voi. Allora, un'altra volta, magari almeno le sedie le potete sistemare voi. Abbiamo non solo un ospite, ne abbiamo anche un altro di qualità, l'abbiamo e l'avevamo già avuto, l'abbiamo voluto richiamare. Io sono particolarmente contento di averlo qui. Chi è? Non lo so chi è. È di una regione, diciamo, molto prolifica a livello di menti, a parte che sono poi prolifiche tutte più o meno, però questa, sto parlando della Toscana, e lui è Ceccarini. Buonasera, eccomi qua. Lo accogliamo con grande entusiasmo. Allora Ceccarini, che dire? No, tutto a posto. Ti occupi di satira politica. Sì. Io l'ultima volta che sei venuto ho avuto un po' di problemi, per cui tu puoi fare quello che vuoi, non c'è problema, è una TV libera, però mi firmi la liberatoria perché il presentatore non può essere responsabile di quello che va a satireggiare l'ospite, per cui sono io sottoscritto. Dammi il nome vero. Maurizio Borgogni. Ma scrive davvero. Borgogni. Dichiaro di assumermi la paternità, sei autore di quello che scrivi, dei miei testi, le mie opere. Ok. In calce. In calce. Se c'hai anche uno struzzo, io vado anche col calcestruzzo. Ecco. Perché sono anche un geometra onesto nel tempo libero. Poi ho notato sei bravo anche nel gioco di parole. Sì, in che senso? Scusa se tengo la sedia così, ma è proprio per far già capire allo spettatore che io tieni una linea proprio. Non c'entro con quello che farai te. Cioè. Sono d'accordo Davide. Posso parlare con la scala anch'io? Tra l'altro, no, non fare lo spiritoso, perché sai che io è già molto tempo che lavoro qui, non voglio avere, tu passi, butti le bombe e chi rimane dopo deve rimediare, deve ricostruire. Cioè, o tu rimani qui con me anche dopo, oppure... Tra l'altro, come dicono sovente, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E io vedo sempre la tua dama bianca che ti segue dovunque vai, la vedo nei camerini, la vedo sempre paziente al tuo fianco. A me piacerebbe che la facessimo vedere, la possiamo Carmen, certo. Possiamo venire qui a farti un abbraccio, dai. Ma certo, vieni. Chiamala. La mia musa ispiratrice, Carmen, vieni. Lei è molto timida, non è una... Va bene, vediamo se ti dà retta o si ribella in questa circostanza. No, viene. Ecco, adesso dai, andremo, ecco, andremo anche in Romania con questo video. Ecco, l'altra metà della mela, vieni. Ti accolgo così, vieni.
Sembriamo dalla De Filippi, guarda. Anch'io non voglio essere con lui, non sono stato tanto accogliente con lui, ma almeno con te sì. Ti do anche i suoi. No, contavo io, perché sono uno che conta È io. possessivo quindi quest'uomo, non ti facevo così possessivo. No. Vai là e non baciare più nessuno, per piacere. Io la farei anche rimanere. Beh, pensiamoci Brava, come è brava. costa molto come Valletta. No, sinceramente no, però non le diciamo tutte queste cose. Va bene. Costa più come moglie, come compagna che come Valletta. La satira, da quant'è che hai iniziato a farla? Perché è un urlo di dolore? È che perché te sei un ipercritico? Perché? Perché? Sai che è nata Come mai? un po' così per gioco, perché ho iniziato una prima serata, sono stato coinvolto e poi mi disse questo presentatore, mi fece, ma noi abbiamo bisogno di uno come te con la satira. Io non sapevo neanche che quello che sentivo dentro potesse essere simpatico poi da esprimere fuori, da esternare, e invece era una cosa che raccoglieva il plauso del pubblico. Allora ho detto bene, continuo, e ti prende, certo è una cosa che l'hai dentro, se no non la fai. Però diciamo che andando così bene la situazione politica in Italia è più difficile fare satira Sì, adesso, ora è un problema. perché la satira, diciamo così, trova terreno fertile quando le cose sono un po' nebulose, Sì, quando c'è un po' di crisi magari, invece noi ora, visto che va tutto così, tutto rose e fiori, ovviamente per me è difficile trovare lo spunto giusto, non c'è neanche qualche persona, poi sono cambiati tutti, non c'è più nessuno, cioè io non vedo più... Io vedo, cioè adesso non puoi dire che i politici non dicono la parola trasparenza, che bisogna essere trasparenti. Trasparenzi, sì, l'hai detto a te trasparenza, queste trasparenze. Anche la città può darsi che la chiameranno Firenze d'ora in poi, neanche Firenze, io da toscano, oramai ha preso il monopolio di tutto Matteo, è forte. Adesso siamo pieni di Mattei. Sì, chi c'è oltre? Salvini. Salvini e Matteo si chiama, vero? Porca miseria, non si scappa più. Firma che anche nel dialogo, quello che diciamo comunque è tua responsabilità, che io sono un interlocutore neutrale oltre la Svizzera, più che Berna e Zurigo. Però scrivi anche che sei uno che lancia un po' il sasso e nasconde la mano ogni tanto, no? Perché... Non possiamo essere così analitici perché il tempo scade e non c'è tempo per scrivere tutto. No, firma... Analitico si può dire? Queste parole che hanno desinenze strane, io... Firma. Ecco fatto. No, perché io devo essere libero nella mia intervista, non è che posso essere risucchiato dentro. Stai sereno. Stai sereno non è una parola che mi piace. Vabbè. Quindi, quello che voglio dire, fare satira politica, o comunque satira, parlare di attualità, perché può essere anche più ampio il discorso. Certo. Sicuramente comporta un lavoro giornaliero molto capillare, certosino. Capillare, certosino, da una parte sì, giornaliero no, perché non è un po' come Beautiful la politica italiana, sono 30 anni e ancora vediamo sempre le stesse facce, dico io. Anzi, stasera proprio a proposito voglio fare anche una cosa inerente o attinente, come si dice. Ti ho fatto prendere il caldo, vabbè. Non dire sera, perché se dopo la mandano in replica di mattina o di pomeriggio o di notte, mai dire sera. Questa sera, non si dice questa sera. No. Poi non è neanche sera di adesso. un'altra orario. Oggi. Non dire oggi, perché se lo mandano in replica domani, io fra un va po', bene anche per domani. Comunque fra un poco adesso, proprio in questa puntata, ho intenzione di fare... fare... in questa puntata, perché se poi la mandano mettono questo pezzo qui dentro un'altra puntata, poi dopo si scopre che era stato fatto un montaggio successivo. Mi piace perché ha detto non dobbiamo essere molto certosini, Quindi dai, tu però oltretutto, oltre questo, fare satira significa avere un po' di, come posso dire, essere equidistanti da tutti, o tu prendi delle linee, hai una posizione, cioè ci sono dei comici o comunque dei personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, che prendono proprio una posizione. Tu cosa fai? No, una posizione netta non ce l'ho. Cioè, spesso e volentieri, quando uno è un pochino critico con tutti, tendono a mandarlo. Vedo sei molto interessato, mi piace questa cosa. Hai gli occhi azzurri, gliel'ho già detto prima, mi confonde. Comunque tendono... No, non ero interessato, all'inizio ero anche un po' svogliato. Mi hai coinvolto te, sì, mi hai... Non comunque, so, hai qualcosa, sei magnetico, non so cosa sì, guardavo. Diciamo che sono appiccicoso, via, forse adesivo, vabbè. Comunque, quello che volevo dire è questo. Allora, se io posso dire c'è un personaggio al quale mi ispiro, io Marco Travaglio.
Lo dico con il cuore perché Travaglio mi piace come castiga un po' tutti e io mi sento un po' castigatore anch'io. Lui arriva e dice: hai detto questa cosa, bene, te la faccio rivedere. Anche se quelli molto critici sarebbero i primi da seguire nella vita quotidiana, perché se uno critica molto gli altri, poi deve essere lindo, ma molto lindo, perché è pieno il mondo di persone che vedono la pagliuzza nell'occhio E dietro hanno un degli pagliaio. altri. Cioè, Non ce l'ho dietro questo pagliaio, sfido chiunque a venire a cercare qualcosa che non va. Se vuoi criticare gli no, altri... questo è bello quello che dici. Questo mi piace, che tu prendi una fermo. posizione. Sfido chiunque a vedere quello che non va. Ecco. E a Quindi trovare stai lo dicendo che te sei un italiano come corretto. bisognerebbe, come Dio bisognerebbe comanda. essere. Cioè, non è che non mi arriva mai una lettera di Equitalia a me, ma arriva anche a me. Però c'è il motivo, è che Equitalia manda le lettere così, senza che nessuno gliele chieda. Capito? Ma non per questo poi dopo tocca pagare. Io sono uno di quelli che paga. Sono un contribuente onesto. Cioè non sei come, dov'è qui? Prima nel primo tempo abbiamo avuto Roberto Magnani che ha fatto commedia dell'arte, a un certo momento eravamo fuori, aspettavamo di entrare, c'era il cartello dei parcheggi riservati. Stava parcheggiando la macchina nel parcheggio riservato. Dico: scusa, non vedi, c'è scritto riservato? No, ma cosa vuoi? Tanto siamo in Italia. Cioè non sei così te. No, io stavo per metterla, ho letto riservato e l'ho appoggiata dall'altra parte. Ecco. Vedi, Dopo... io sono un tipo riservato, però... Siete diversi te, Magnani. Io mica ho le ali. Dai, allora, quindi hai seguito anche il suo certo. pezzo. Dai, ti faccio esibire, poi Proviamo? magari ne parliamo dopo, perché la stiamo facendo troppo lunga. Hai presenti quelli che una tempesta in un bicchiere d'acqua, se montano, che dice cosa farà questo, poi e poi arrivo io che... No, non credo. No, sì, tranquilli. Come la presentiamo? No, presentiamo, visto che abbiamo parlato poco fa proprio del fatto che noi italiani vediamo sempre le stesse facce, ma poi va bene sempre tutto, non cambia mai niente. Voglio fare questa favola politica musicale oggi. È un estratto... Favola politica musicale? Sì. Perché la chiami favola? È una favola perché io ho iniziata l'idea dicendo: loro ci raccontano un sacco di storielle, fandonie, favole, e adesso ne racconterò io a loro un po' di favole. A chi mi racconta delle favole gliene rimando qualcuno indietro. Indietro, bravo, perfetto, hai colto. Pane, vino al vino, favola. Marcellino, ok, quella. Hai bisogno di molto posto? No, basta questo metro quadrato. La scenografia è sempre fatta dall'artista Gianni Bonfiglioli. Bravissimo. Le impilo e poi le porto via. Bravo, ecco fatto. È tutto fare, Davide, non ho parole proprio. Sì, col fatto della crisi, però più facciamo noi e meno poi creiamo posti di lavoro, non va bene neanche così. Cioè... Non esistono più i seggiolai di una volta, quelli che le spostavano, cioè una volta in televisione c'era quello addetto solo a spostare le seggiole. Io vorrei trovare un argomento dove tu rimani di sasso e non mi rispondi. Possibile che tu rispondi per me anche un po' a caso, ma rispondi sempre? Non lo so, forse sarò un drogato di tieni risposte. Un secondo che prendo... Aspetta un secondino, disse il carcerato. Porca miseria, però è rimasta... No... Orco boia. Orco boia, come si dice qua? Allora, come si chiama il brano? Memoria corta. Memoria corta. È meglio che le portiamo via le sedie. Sì, grazie, sei gentilissimo. Sì. Dopo se gli prende la sciatica non è che voglio. Vi racconto questa favola politica musicale dal titolo Memoria corta. Sì, perché noi italiani abbiamo un problema. Siamo di memoria corta. Ci ricordiamo sempre le ultime cose, come la memoria dei pesci rossi. Basta che qualcuno ci fa qualche promessa nuova, che ci dice qualcosa di nuovo e ci dimentichiamo di tutto quello che è successo prima. E ci dimentichiamo anche di tutti quelli che c'erano prima. Quelli che hanno combinato una serie di casini qui in Italia, lasciamo stare anche casini. E io stasera voglio fare un esperimento. Voglio provare a farvi tornare alla mente queste persone, ma senza fare nomi. Fate attenzione. Alle due banderole al vento finiscono per ini, la volpe e il gatto dei partiti, sempre a cercare quattrini. Uno attaccato alla poltrona sembra quasi un tarlo, l'altro che gli hanno regalato la casa a Monte Carlo. A te che hai detto bamboccioni ai giovani italiani, che se potessi darti schiaffi io lo farei a due mani. Di certo tu non hai paura e sappi io sto Arezzo, figura che paura ho io
di uno che è 1,5 metri, a quell'egregio professore, quello della Bocconi, che in pochi mesi di governo ci ha messo in ginocchioni. Ma le persone delle banche ormai sono troppo stanche, ci aveva rotto il cazzo lui e tutte le sue banche. E poi arrivò un altro governo, un altro parolaio, il Mastro Lindo con gli occhiali, detto palle d'acciaio. Diceva faccio le riforme, vado come un treno, e un altro dietro gli diceva tranquillo, stai sereno. Cribio, ci siamo dimenticati di qualcuno? Tranquillo, ci sei anche tu. Puoi continuare a far promesse, ma non ci incanti mica, che tanto ormai lo sanno tutti, nel capo c'hai la... Perfino il tuo pisello ormai non ti vuol dar più retta, che per tirarlo su ha dovuto metter la pompetta. Poi c'era quello della Lega, che ce l'aveva duro. Roma ladrona, state attenti che costruiremo un muro. Ma poi è arrivato il Trota a fare un po' di confusione. Di duro gli è rimasto ormai soltanto quel coglione. Non so se vi è venuto in mente qualcosa. Vi è ritornata un po' la memoria? Se vi è tornata è frutto della vostra immaginazione. Sì, perché io non ho fatto nomi, non ho detto proprio niente. Ma la colpa non è nostra, non è solo nostra, perché sono 20-30 anni che queste persone ci promettono sempre cose nuove. E noi dobbiamo un attimino credere a qualcosa, ci attacchiamo. Io non ci credo tantissimo, io farei così. Forza Costo Renzi, c'ho 1 miliardo di consensi e con la crisi che mi angoscia, io lo sento mi si ammoscia e non guardarmi sorridente se non ci hai capito niente, perché in men che non si dica, smetterete di pensare anche alla crisi, questi sono un po' confusi, ci promettono di tutto, anche un lavoro più sicuro, per me ci prendono per tonti come ha fatto Mario Monti, ci ha trattato con i guanti, ha messo l'imo, ci ha inculato tutti quanti, possa Berlusconi ritornare tra gli umani, io l'ho visto l'altro giorno, era dentro a un centro anziani e insieme a lui c'era Brunetta con il suo sguardo da pazzo che ogni volta che apre bocca mi sta sempre più sul cambio le parole per non essere volgare che non riesco sai spiegare perché noi siamo milioni ma ci han preso per coraggio e non saremo certo ostaggio delle banche e dei strozzini tutti a casa, rivogliamo anche i quattrini apri un po' gli occhi e ti farò vedere che qui non risolvi niente se non fai da te e non c'è più un partito che ti dica tu vota me, ti do la vita non cerco mica il paradiso e sai perché mi basta fare un bel sorriso insieme a te se non ci garantiscono un futuro noi ci arrabbiamo di sicuro poi li mandiamo a fare non funziona, sì, no, lo voglio dire che li mandiamo a fare in qualche modo ve lo dico sai ce li mando tanto stacca poi la base è ripartita la favola Ok, hai finito? finiti Allora, bravo Ceccarino. Vai. Allora, io vorrei che tu firmassi anche che io non sapevo proprio il testo delle canzoni che spettava a che avevi, loro quello che avevi controllare. sentito prima Sì. non te lo ricordavi non me lo ricordo. firmo che non te lo ricordi, ok Sì. va bene quanti anni di galera rischio di prendere? No, ma chi ci va in galera in Italia? No, a parte gli scherzi, però questo sempre criticare, non vorrei fare le punte agli spilli, come si dice? Certo, no vabbè è uguale, la No, cruna però al voglio lago. dire, questo criticare, basterebbe essere meno pigri e andare a controllare i dati, andare nei consigli comunali, andare alle riunioni. Parole sante. Cioè io sento molta gente al bar che dice ma controllare i dati pochi, È fatica, si stancano facilmente. L'italiano ha la memoria corta e poi come si dice, la terra è bassa, gli fa fatica a fare le cose. No, vabbè. E voglio dire, tu se fossi in politica tu cosa faresti? Io penso che mi farebbero subito un attentato se andassi in politica io, perché io rovescerei un po' la situazione. Io farei cambiare veramente le cose. Quando si dice si fa il cambiamento, e questo lo dico a Matteo se mi ascolta, si manda a casa la gente, io quando guardo la televisione da italiano non voglio più vedere Rosy Bindi, Bersani, quelli che erano tutti dalla sua parte, come da quell'altra parte non voglio vedere più Gasparri, Brunetta. Si rinnova e si rinnova, basta. Facciamo. L'ho potuto dire. Ma te l'hai mai fatta politica? No,
Mi dicono che dovrei, ma non mi ci metto. Invece tu mi hai detto, scusa, abbiamo tralasciato un po' un aspetto, tu vieni dalla musica leggera, eri un cantautore, sei un Sono cantautore. tuttora un cantautore, cantante, musicista. Ma Così, santo cielo, ma sei un cantante, vieni qui una volta, facci una canzone normale, una bella melodia che parla di amore, una volta. Se sei un cantautore ti andiamo a cercare una base, ci vuoi fare una canzone normale senza che hai cambiato la musica al testo, il testo alla musica o il ritmo l'hai messo di una canzone nell'altra, le parole le hai... Ci puoi fare una canzone d'amore dedicata alla tua compagna? Ma che abbiamo sicuramente no. No, cioè No. Rinneghi il tuo passato. No? Il passato è del pomodoro, il passato. Io adesso faccio il piano bar, quando è una serata di piano bar, io non sono Ceccarino, sono Maurizio, l'uomo del piano bar, quando è la serata che si parla di satira politica e di cabaret, faccio quello che mi pare e piace, come fanno loro, che mi pare. Soltanto che loro guadagnano un po' più di me, vabbè. a parte Ma ecco, questo, vedi è un che alla dettaglio. fine sei attaccato ai soldi, sei attaccato. Mi viene una curiosità, immagina un attimo che tu sei il presentatore e io sono l'ospite, mettimi a mio agio come ho fatto io con te in modo proficuo. Bene, io ti presento Valorizzami, come sì. Davide dal fiume. Bene, ora dovrebbe scusa, arrivare... Scusa, come chi mi vuoi presentare? Cioè, No, non lo so, magari era una metafora, io ero Davide, te eri Ceccarino, si poteva fare una cosa diversa. io Ceccarino? Cioè te saresti Ceccarino che ci presenti la satira politica, io ti dico come ti avrei presentato magari. Come mi avresti presentato? Allora, buonasera signori, questo è Ceccarino. Perché guardi là, scusa, la Perché non telecamera? voglio avere responsabilità, io non conosco quello che farai, quindi... Ah, ecco, ma no, ma allora non è possibile. Dai, no, delle volte, tieni... La liberatoria. Appoggia un attimo. La Cioè, potrei anche quello che volevo dire, delle volte bisognerebbe davvero mettersi nei panni degli altri. Questo non lo facciamo mai abbastanza. Anche te, c'hai un vestito così Poi- che non so perché non ci ho pensato, però prova, togliti i pantaloni? sì, le scarpe, Dici, tutto. Mettiamoci, no, ma- proviamo a metterci. Sopra non possiamo perché abbiamo il microfono, ma i pantaloni sì. Pantaloni? Sì, ma t'avverto che io sono armato fino ai denti, Sì, Fai prima te? Mi fido? sì, fa tutti e Mi due, fido? Sì, sì. No, te fai il furbo, fai spogliare No, me, no, poi non ti aspetta, spogli. sto togliendo il microfono. Anch'io perché tolgo il sennò- microfono. Ecco, dai. Vediamo. Proviamo. No, la Carmen mi ha detto no, perché mi si vede tutto, vedi? Oh. Il pacchetto, no, va bene, su, dai. Ecco fatto, qui. Mettiamoci nei panni, ognuno dell'altro. Vai. Ecco. Poi che non si farebbe per la televisione non per i soldi, perché i soldi qui... Potrei poi anche stare ecco, così. sono quelli che sono. No. Ah, te hai fatto il furbo, il doppio pantalone, vedi? A me mi ha fatto mettere in mutande e lui c'ha il doppio pantalone, ok? Sei un falso magro, eh? Oh, guarda come stai, ringiovanisci di 10 anni. Quindi ci salutiamo in un modo un po' diverso. Rosso comunista questo proprio. Dal fiume e Ceccarino. Vi danno appuntamento al prossimo appuntamento. Vogliamo metterci anche le No, scarpe? vorrei che inquadrassero magari il look sotto tuo, perché guarda, sei benissimo con questi jeans, ma non te li darò, li rivoglio. Guarda, è Ci rivediamo presto e sempre più maturi, equilibrati.